Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 24esima giornata della Serie B-Win. Nell'anticipo alle Castellani si affrontano Empoli e Varese. Varese per inseguire le tre capolista Novara, Siena e Atalanta. Empoli per continuare nel momento positivo dopo la vittoria con il Frosinone. La partita non disputata a Pescara. E la prima azione è appunto dei padroni di casa con Coralli che sfrutta il recupero di Moro, il suo destro dalla distanza alto rispetto alla porta, difesa da Zappino che va a redarguire i suoi per questa disattenzione. E ancora Coralli a provarci dalla distanza su punizione al 14esimo. Ancora il portiere del Varese a parare. Varese miglior difesa del campionato con 15 reti subite, e al primo affondo passa proprio la formazione ospite con Ebagua, il nigeriano, al suo sesto gol in campionato. Perfetto il servizio di Concas. Ebagua brucia Stovini e batte Andanovic. Varese in vantaggio, Empoli che allora si getta nella metacampo d'attacco a cercare il pareggio. Ancora Coralli con la girata di testa al 27esimo. Il pallone di poco a lato, il cross era di Vinci, ma è sempre Coralli indiavolato a provarci ancora di testa. Ancora Zappino a dire di no all'attaccante dell'Empoli. Il primo tempo non è ancora terminato quando Forestieri riesce ad involarsi, palla al piede in area di rigore. Al momento della conclusione c'è il grande rientro di Pisano a negare la conclusione a rete a Forestieri. Allora il Varese ci prova con questo colpo di testa di Dos Santos. Il pallone termina però alto, tu per tu con Andanovic. Allora Zecchini a provarci con un sinistro velenoso. Andanovic mette in calcio d'angolo. Varese che dunque sfiora il raddoppio con questa conclusione mancina. Bravo Andanovic a mettere in angolo la punizione di Musacci. Pallone che sbatte contro la traversa. Zappino battuto. Occasione dunque per l'Empoli per pareggiare nel finale di primo tempo. Invece Neto Pereira ad involarsi palla al piede, a tu per tu con Andanovic, non riesce a superarlo, cade a terra, viene sostituito nel secondo tempo da Cellini. E la prima azione è il cartellino giallo combinato a Tonelli. Empoli ci prova con il destro di Valdifiori, pallone a lato, Empoli che spinge alla ricerca del pareggio, ci crede. L'affondo sulla destra di Moro, il suo cross, la gelata di testa di Coralli, il pallone sul palo, ed ancora Claudio Coralli a ribadire in rete. 13esimo gol in campionato per l'attaccante dell'Empoli, 30esimo gol in carriera in Serie B per lui, e lui a tenere in piedi le sorti della squadra di Aglietti. Bravo nel tap-in che vale l'1-1, meno bravo Tonelli con questo fallo di mano che gli costa il cartellino rosso. Empoli che rimane in 10, allora il Varese spinge con questo sinistro al volo di Zecchini, pallone troppo alto per l'esterno sinistro di centrocampo del Varese. L'occasione nel finale è per l'Empoli con Coralli che si invola, palla al piede, alza la testa, vede l'inserimento di Saponara, il destro del giovane attaccante dell'Empoli. È però da dimenticare l'occasione nei minuti di recupero per la vittoria capitale Varese con Tripoli, che non è però rabbioso nella conclusione ravvicinata. Bravo Andanovic a parare, finisce 1-1 alle Castellani tra Empoli e Varese.